Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. You know, if they move too quick, oh well, they're falling down like a domino. All the buzz are men by the night. We got the money on a bet. Gold crocodiles, oh well, they snap their teeth on your cigarette. Foreign types with the hookah pipe say, well, 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 well. Walk like an Egyptian. Waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, hey-oh. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey-oh. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, well, 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 walk like an Egyptian. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1212 di oggi, giovedì 11 di giugno dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be, 340 670 9659 se volete essere dei nostri, attraverso la Zap o WhatsApp, oppure 0292947222 quando ve lo dirò io. Avete ascoltato The Bangles, Walk Like an Egyptian del 1986, buon lavoro Natalia, andiamo pure con il diritto e il rovescio di Pierluigi Magnaschi. Il comune di Castelvetro si stende vicino al fiume Po, ha 5.500 abitanti, si trova in provincia di Piacenza, ma è molto vicino alla città di Cremona. È un comune tranquillo, solare e gestito bene. Ogni anno il comune di Castelvetro indice una manifestazione festa nel municipio per consegnare il certificato di cittadinanza italiana ai giovani emigrati che erano già stati peraltro accolti da una popolazione che, ripeto, è molto ospitale. Per rendere ancora più caldo e significativo l'incontro, l'associazione Pro Loco aveva anche organizzato un piccolo ricevimento nel municipio stesso che voleva essere una sorta di affettuoso abbraccio ai nuovi arrivati. Se non che nessuno dei 14 neo-italiani si è presentato per ritirare la Costituzione italiana che la sindaca Silvia Granata avrebbe voluto regalare loro. L'episodio, non spiegato dai giovani assenti, resta inquietante. I nuovi cittadini infatti si sono subito comportati da cattivi cittadini. A un benvenuto hanno preferito rispondere che loro se ne infischiano della Costituzione italiana. Purtroppo partono con il piede sbagliato. Qui Parlamento.
E io do il bentornato alla senatrice Stefania Pucciarelli alle 18:23 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Buonasera senatrice, ben ritrovata. Grazie, un ben ritrovato a voi tutti. Senta, come sono andate queste comunicazioni della Premier a proposito della politica estera, ovviamente? Ma sono andate né più né meno come le altre volte, dove abbiamo un'opposizione che ha più mozioni rispetto ai gruppi parlamentari, una maggioranza che invece continua compatta su quelli che sono i temi nevralgici che definiscono quello che è non solamente l'attualità ma anche il futuro per l'Italia, e con delle strumentalizzazioni e dei livelli molto bassi, in modo particolare con delle uscite fuori posto da parte di un deputato dei 5 Stelle nei confronti della Premier, quindi ha usato il termine che la Premier indossava le ginocchiere per inginocchiarsi nei confronti di Trump, quindi una frase del genere fosse stata detta La trovo a di una parti volgarità inverse. incredibile. Esatto, dirlo? e mi sono meravigliata del fatto che tutte queste prodighe femministe di sinistra hanno taciuto su una frase così imbarazzante detta da un parlamentare. Abbiano taciuto, non abbiano preso le difese e non si siano dissociate. Ecco, questo diciamo non mi ha meravigliato perché fa parte dell'ipocrisia della sinistra e in questo caso dell'ipocrisia delle donne della sinistra. Quindi molto amareggiata. Comunque noi abbiamo espresso solidarietà alla Premier per questa frase veramente di basso livello, e abbiamo risposto con i contenuti di quello che sta facendo invece l'attuale governo che si è posizionato anche in questo contesto al centro del dibattito internazionale. Abbiamo visto che quanto richiesto dall'Italia fin dai primi momenti di quello che è stata la crisi energetica, che ha danneggiato in modo particolare le famiglie e le imprese, con la richiesta in modo netto da parte del ministro Giorgetti di poter avere le solite condizioni che l'Europa ha concesso per quanto riguarda il tema della difesa, una flessibilità di bilancio per rispondere in questo caso all'emergenza dell'energia. Ecco, la proposta dell'Italia è stata accolta e quindi anche in questo contesto l'Italia è stata protagonista, e l'Italia non è stata messa da parte, visto l'incontro di recente a 4 per parlare del tema Ucraina. Semplicemente l'Italia ha sempre ribadito, e su questo, anche in questo contesto, grazie a quella che è stata la posizione della Lega fin dall'inizio, il fatto di non prevedere l'invio di soldati in territorio ucraino, in modo particolare soldati italiani. Ecco, noi sinceramente non avremmo potuto partecipare a un incontro fatto da paesi che cercano di avere un balzo in avanti semplicemente perché hanno una debolezza politica al proprio interno, ma di fatto questo formato non è ufficializzato da parte dell'Europa. Quindi noi abbiamo bisogno oggi di avere degli sforzi che siano concentrati da parte di tutti i paesi europei, forse con quella che è la necessità di individuare quella che è una figura di riferimento che possa essere riconosciuta da tutti. Abbiamo bisogno di meno formati che si riuniscono, di meno riunioni che possono essere anche troppo abbondanti, ma abbiamo bisogno invece di qualche risposta concreta a quelle che sono delle problematiche che sono ancora più emergenziali e che sono vissute sulla pelle dei cittadini. Pienamente d'accordo. Senta, senatrice, abbiamo ancora 2 o 3 minuti. Quali sono ora i suoi prossimi impegni? I prossimi impegni, io ho un'agenda abbastanza intensa perché la prossima settimana io avrò una missione come Commissione Difesa a Gibuti, quindi per toccare un po' con mano quello che è la nostra presenza in alcune aree, perché a volte viene letta come forse un costo inutile avere delle missioni con dei nostri uomini in alcune realtà.
la funzione è quella del presidio, del mantenimento della pace, del mantenimento di quella che è la stabilità in alcune aree dei diversi continenti, in modo particolare nel continente africano e in alcune aree ben precise, perché quella che è la fragilità e l'instabilità di alcuni territori immancabilmente arriva poi a casa nostra. Quindi più presidi ci sono, proprio garanzia della stabilità in determinate aree, e più garanzia di stabilità la potremo avere anche in Italia. Molto bene, io la ringrazio molto e al piacere di risentirci presto allora. Certamente, sempre a disposizione, per me è un piacere. Grazie senatrice. Buona serata. Buona serata. Adesso sigla, pausa e poi torniamo. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, le 18, 30 minuti e 58 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Prima di passare all'appuntamento con Anna Maria De Luca, vi ricordo che a Roma, nell'antico quartiere ebraico, dal 14 al 17 giugno 2026 ci sarà la 19ª edizione di Ebraica, Festival Internazionale di Cultura, Tikva, Essere e Speranza. Domenica 14 alle 19, appuntamento succosissimo, Difendiamo le parole, dialogo con Henry De Luca e Maurizio Molinari. Sapete che Henry De Luca è stato praticamente scomunicato dall'intelligenza di sinistra per essersi dichiarato pro-Israele. Poi ancora i saluti istituzionali, il dialogo con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Maurizio Molinari ed Enrico Vanzina, modera Marco Panella, ma avremo poi Raffaele Morelli e Yarona Pinas, Il sentiero della speranza, e ancora poi Leggere Lolita a Teheran, il 15, dialogo con Eran Riclis, Ariela Piattelli, Francesca Nocerino e la proiezione anche del film. Martedì 16 c'è Luca Barbareschi e ancora Angelo e Osman, un poliziotto e un carabiniere giusti tra le nazioni, reading di Elisabetta Fiorito con Claudio Botosse e Sebastiano Somma. Insomma, un appuntamento veramente ricco. E poi mercoledì 17, interessante dialogo sulla speranza al tempo dell'intelligenza artificiale, e poi la presentazione del libro di Serena Di Nepi, Il ghetto di Roma, con Fabrizio Rondolino e Claudio Procaccia. Insomma, nomi di un certo livello, se permettete. A concludere, alle 21, C'era una volta in ghetto, spettacolo di e con Alberto Laurenti e Sandro Di Castro. Vi ricordo quindi a Roma dal 14 al 17 di giugno, Roma, antico quartiere ebraico, Ebraica,
19ª edizione, Festival Internazionale della Cultura. Un'ultima cosa che mi permetto di dire: Ebraica è promosso dalla comunità ebraica di Roma, curato da Ariella Piattelli, Raffaella Spizzichino e Marco Panella. Inoltre è realizzato col contributo di Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Dipartimento Attività Culturali, Camera di Commercio di Roma, partnership di Enel, collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah, Libreria Ebraica, Centro di Cultura Ebraica, patrocinio dell'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, media partnership della RAI. Il festival è una produzione Artix e Golda International Events. Tema di quest'anno: Tikva, essere speranza. E adesso andiamo a vedere invece l'arte e la psicologia con la nostra Anna Maria De Luca. Vai pure Natalia, grazie. E come ogni giovedì la nostra Anna Maria De Luca, psicologa ed esperta di questioni della scuola, è tornata a trovarci. Stasera parliamo di libri, abbiamo un quartetto di libri, signore e signori: Psicologia dell'arte di Stefano Mastandrea per Carocci Editore, poi abbiamo Giuseppe Pontigia, l'immenso Pontigia, un libro che divorerei, pareri di lettura a cura di Daniela Marcheschi per Palingenia, Venezia, e poi ancora Lo psicologo nel palazzo, il caso Bekhterev Stalin di Luciano Mecacci, sempre per Palingenia, Venezia, e ancora da ultimo, questo mi sembra più un romanzo, Ethel Manning, Sabishisa, La solitudine, e infatti è un romanzo. Allora, cara Anna, intanto ben trovata e grazie del tuo tempo. Cosa c'entra la psicologia con l'arte? Grazie, buongiorno a tutti. Psicologia dell'arte è un libro, Psicologia dell'arte è un libro davvero interessante e davvero particolare, ed è non per chi vuole sapere cosa significa la Gioconda, per esempio, dico la Gioconda, ma per chi vuole capire perché non riesce a smettere di guardare la Gioconda. Quindi anche la sindrome di Stendhal a margine del non poter smettere di guardare la Gioconda. A margine, Mastandrea, ho messo un R in più, Mastandrea è un professore di psicologia generale di Roma 3, sì. Psicologia generale e psicologia delle arti, quindi questo non è un libro scritto da un critico d'arte, né un libro di filosofia o di estetica, ma considera che Mastandrea è stato segretario dell'International Association of Empirical Aesthetics, no? Quindi è un uomo che ha guidato per 12 anni l'organizzazione mondiale dedicata all'estetica come scienza, quindi il suo non è uno sguardo, diciamo, impressionistico sull'arte, ma è proprio un tentativo serio, cioè una spiegazione di capire perché certe forme ci colpiscono, perché certe composizioni ci sembrano equilibrate, perché davanti a un quadro di Caravaggio il cuore ci batte diversamente che davanti ad un altro quadro. E l'editore che ha affrontato questa sfida è Carocci, e considera che questo libro è andato talmente bene che è stato pubblicato per la prima volta nel 2015 e poi è stato ristampato, adesso siamo alla 9ª ristampa, proprio come segnale inequivocabile di quanto sia stato apprezzato soprattutto in ambito universitario. E adesso, tu hai letto qualche pagina, mi pare, no? Sì, certo, e sono rimasto abbastanza colpito. Il gran finale, soprattutto questo bellissimo quadro del 1912, La bambina che corre sul balcone di Giacomo Balla, però mi ha anche colpito l'analisi della Sant'Anna, la Vergine e il Bambino di Leonardo e il Mosè di Michelangelo, insomma, una statua che nel bene e nel male che riesce a calamitare completamente l'attenzione di chi la guarda. E anche qua uno capisce, ma per quale motivo? Cioè, come faccio a entrare in sintonia con un'opera del genere? Guarda, nel corso del tempo la psicologia ha delineato 4, diciamo, differenti filoni per studiare il mondo dell'arte. Il primo fu Freud con la psicoanalisi, no? Quindi un filone che indaga l'artista e la sua personalità, cioè attraverso l'analisi del quadro ricostruiamo la personalità dell'artista e anche il suo vissuto. Infatti nell'esempio che facevi tu, no, forse tu ne facevi un altro, però un attimo che prendo il libro, c'è un quadro meraviglioso di Leonardo che si trova al Louvre, che è Sant'Anna, la Vergine e il Bambino. Sì, eccola qua.
Sì, dove praticamente le tre figure, Sant'Anna è la madre di Maria, no? Quindi abbiamo la nonna, la madre e il bambino. Però, per esempio, una delle particolarità è che Sant'Anna e la Madonna nel quadro di Leonardo hanno la stessa età, sono raffigurate con la stessa età. E Freud, in questo libro che scrisse appunto dove cercò di analizzare il caso di Leonardo, diciamo, parliamo di uno scritto del 1910, incomincia a indagare nella vita di Leonardo e capisce che praticamente certi aspetti della biografia familiare di Leonardo sono andati a incidere profondamente nel contesto di alcune sue opere. Appunto questa è una delle opere dove la vita di Leonardo è entrata di più. Allora, per entrare proprio nel dettaglio, aspetta, te lo voglio proprio, ti volevo prendere la pagina. Esattamente, allora ecco qua. L'approccio psicoanalitico all'arte si fa solitamente risalire al saggio di Freud su Leonardo del 1910, Sì. uno dei saggi più interessanti ed esemplificativi dello strumento di lavoro che Freud ha impiegato per addentrarsi in un territorio così vasto e per lui in buona parte sconosciuto, perché la cosa interessante è che Freud non era un esperto d'arte e lo dichiara assolutamente, cosa che tra l'altro rivalse anche alcune critiche all'epoca, però nell'analisi del dipinto di Sant'Anna la Vergine e il Bambino di Leonardo, Freud dà un contributo incredibile, intanto perché viene fuori la realtà che ormai diciamo è consolidata, ma all'epoca no, che non ci sono confini netti tra la normalità e la patologia, ma che il comportamento si colloca lungo un continuum, no? Tra il fare normale da un lato e il fare patologico dall'altro. E quindi è proprio un cambiamento di prospettiva della psicopatologia, mentre all'epoca si pensava che ci fosse una sorta di linea di demarcazione tra l'essere sani e il non esserlo. E ecco, quindi qui dov'è, in questo quadro dov'è appunto sta linea di demarcazione che non c'è? Allora, guarda, Freud ha ricostruito l'infanzia di Leonardo. Allora, praticamente un notaio che si chiamava Piero da Vinci, Ser Piero da Vinci, ebbe un figlio illegittimo da una contadina, Caterina, che era appunto Leonardo. Questa contadina si occupò del bambino durante i primi anni della sua infanzia. Poi però in seguito il padre, questo Ser Piero da Vinci, sposò una donna nobile, una donna albiera si chiamava, che però era sterile. Quindi da questo matrimonio non nacquero figli. Allora Freud ipotizza che è possibile che Leonardo da Vinci sia stato allevato dopo, quindi quando era un po' più grandicello, a casa del padre con questa madre adottiva, con questa moglie che non aveva potuto avere figli, con questa donna albiera. E quindi secondo Freud Sant'Anna e la Maria del dipinto rappresenterebbero proprio le due madri di Leonardo da Vinci, cioè la madre naturale Caterina, la contadina, e la madre adottiva Donna Albiera. E sarebbe proprio questa la motivazione che avrebbe spinto Leonardo a rappresentare le due donne come coetanee, cioè la Sant'Anna e Maria, attraverso quello che lui definisce un processo di condensazione, no? Attraverso cui è un processo dove che unisce elementi diversi appartenenti a situazioni diverse. In pratica Leonardo avrebbe in questo quadro operato una fusione tra Sant'Anna e la Vergine, prendendo in considerazione proprio le figure di riferimento della sua infanzia, cioè la madre naturale e la madre adottiva. Molto molto affascinante, molto affascinante. Freud ha analizzato anche altri quadri oltre a questo di Leonardo, però tornando al libro, l'approccio di Mastandrea è quello di spiegare proprio come la psicologia si è avvicinata all'arte, no? Come abbiamo detto che un primo diciamo, approccio è stato questo di Freud, quindi la psicanalisi, l'analisi della personalità dell'artista attraverso i quadri. Il secondo approccio fu quello della Gestalt, la psicologia della Gestalt, Ecco. con Arnheim, sì, che è di stampo totalmente diverso, perché parliamo di leggi della percezione, quindi come gli ascoltatori
si ricorderanno, la Gestalt come dire, ci indica il campo visivo retto da alcune leggi gestalte, appunto diciamo che tra le più importanti sono due: la buona forma e la teoria dell'espressione. Cioè in sostanza significa che quando noi guardiamo una forma, il nostro cervello cerca di interpretarla nel modo più semplice possibile. E la cosa interessante, cioè una delle cose interessanti, è che la Gestalt nacque nel 1912 in Germania e Berlino, no? Con Wertheimer, che fece questi esperimenti, tipo l'effetto Phi. Ti ricordi l'effetto delle lampadine che si accendono? Lampadina come è Natale, no? Una lampadina si accende dopo l'altra e noi abbiamo la sensazione che sia un filo di luce che corre, e invece sono solo lampadine che si accendono in modo alternato, consecutivo, una dopo l'altra. Allora, quello che succede è che nello stesso anno, nel 1912, nasce il futurismo. Quindi c'è questo parallelismo tra la psicologia e il futurismo. Nel futurismo era tutto improntato sul movimento. E proprio sul movimento si basavano questi esperimenti della Gestalt, quindi il quadro a cui tu facevi riferimento prima di Balla, della bambina, cioè Balla dipinge questa bambina con dei tratti di colore, no? Sì. Che noi però, noi riusciamo, il nostro cervello riesce a vedere la bambina proprio perché segue le leggi della percezione della Gestalt, ma non ha mai disegnato una bambina con i contorni, no? Cioè sono solo delle macchie di colore. E quindi guarda, è veramente interessante, perché poi giustamente il libro ricorda che nel manifesto della pittura futurista del 1910 si legge, te lo leggo testualmente: per la persistenza dell'immagine sulla retina le cose in movimento si moltiplicano, così un cavallo in corsa non ha 4 gambe ne ha 20. E in effetti è così, cioè quindi psicologia e arte che vanno a braccetto anche quando non si contattano, che in teoria noi non abbiamo prove dell'incontro tra la Gestalt e il futurismo, ma nei fatti andò così, perché per quanto riguarda per esempio, un po' complicato il discorso, immagina di notte sei con una persona che sta fumando, no? Sì. Allora, la cenere della sigaretta, c'è la brace della sigaretta, se al buio questa persona agita velocemente la sigaretta accesa, tu la guardi, ma guardi delle linee continue rosse nel buio, no? Cioè tu vedi la traiettoria della sigaretta. E questo succede perché i recettori della retina rimangono attivi per qualche decina di millisecondi anche dopo che l'oggetto si è spostato, non è più presente in quella posizione. Quindi praticamente noi vediamo la linea della brace nel buio, mentre invece la sigaretta si è spostata, chiaramente, no? Perché l'immagine, se ci pensi un attimo, è percepita di un colore sbiadito che dopo un centinaio di millisecondi si esaurisce, e dopo intervengono gli altri recettori retinici dell'area adiacente che a loro volta trattengono l'immagine, la sigaretta che si è spostata e così via. Quindi, come dire, la percezione che si crea è quella di una linea continua, ma non è una linea continua. Quindi questo libro è interessantissimo perché ci pone proprio come dire, davanti alla domanda fondamentale di come noi vediamo, percepiamo, interpretiamo le opere d'arte. E poi le altre due linee che il libro indaga sono l'estetica sperimentale, la misurazione e la neuroestetica. Però questi, diciamo, li facciamo scoprire ai lettori, che spero comprino questo libro. Sì, anche perché sennò non abbiamo il tempo di parlare degli altri. L'editore è Carocci, Carocci, che sì. Carocci, editore, Quality Paperbacks è la collana. Senti, facciamo una deviazione adesso su Pontigia, un libro che divorerei, pareri di lettura, a cura di Daniela Marcheschi per Palingenia Venezia. Pontigia, grande scrittore, grande intellettuale. Andare a chiedere un parere a un intellettuale, a uno scrittore su un libro, insomma, non si rischia di cadere nel discorso acquaiolo, l'acqua è buona, sì, è come la neve.
Ma guarda, sì, Pontigia è riconosciuto come uno degli scrittori più rappresentativi del secondo Novecento e lavorava come consulente per tante case editrici, per la Delphi, per la Mondadori, più di 30 anni ha fatto 2 mestieri contemporaneamente, scriveva in pubblico e poi faceva il lettore professionale come lavoro, diciamo, nell'ombra, tra virgolette, no? E lui, forse i nostri ascoltatori non sanno, quando le case editrici chiedono ai consulenti il cosiddetto parere di lettura, no? Il parere di lettura è la scheda che un consulente editoriale scrive dopo aver letto un manoscritto per consigliare o sconsigliare la pubblicazione. Quindi sono dei documenti interni, tecnici, che sono nelle case editrici e che chiaramente sono invisibili al lettore comune. Pontigia in 30 anni scrisse ben 4.000 pareri di lettura, 4.000 schede, diciamo, no? Vero? Cioè poco più di 12 al mese, un ritmo impressionante. E questo libro raccoglie alcune di queste schede. Ci sono anche delle scansioni delle schede originali scritte proprio a mano da lui. Quindi se tu vuoi ti posso leggere qualche parere che lui ha dato. Perché voglio ricordare ai nostri ascoltatori che di grandi scrittori che recensivano libri mandati agli editori ce n'era ne come al tempo di Pontigia, però qualcuno ogni tanto pigliava qualche cantonata clamorosa, vedasi Elio Vittorini che bocciò Il Gattopardo. Prego. Sì, allora, quale vuoi che ti legga? Scegli, fai tu. Allora, scelgo io, vediamo, aspetta, apriamo a caso. Anna Maria Ortese, una scrittrice che io adoro. Allora, il 15 novembre dell'82 Pontigia scrive questa scheda a proposito del libro Scritti di viaggio dell'Ortese. Un libro meraviglioso che adoro suo è Il mare non bagna Napoli. Allora, lui scrive: sono viaggi molto lontani dalla curiosità illuministica o dalla fantasticheria romantica o da quel rapporto equilibrato tra la memoria culturale e le impressioni del presente che caratterizza saggisti quali Pranz e Cecchi, per non parlare di certa petulanza di Arbasino, quando stenta di sentirsi a proprio agio dappertutto. In questo senso la Ortese è l'antiviaggiatrice, è sempre un po' spesata e attonita, tutta centrata sul proprio mondo affettivo, ma quello che attira è appunto la freschezza dello sguardo, l'intimità del tono, la capacità di conversare con il lettore come con un amico. Sottolineare certe sue sprovvedutezze sarebbe, oltre che ingeneroso, anche stupido, perché sono riscattate dall'affidabilità disarmante del linguaggio e da quel gusto del particolare apparentemente marginale ma vivido e illuminante, che è tipico del narratore, sia che parli della dogana in Russia o della folla di Napoli, o di un'apparizione di coppie al giro, oppure di incontri a Parigi o della scoperta di Nomadelfia. Siamo in un'epoca in cui l'inflazione dei viaggi ce li ha resi quasi impossibili, eppure questi scritti della Ortese riescono a offrircene una dimensione ancora umana e personale. Quindi, sì, cioè in pratica lui diceva alla casa editrice, bene, potete pubblicare. Sì. Senti, ma c'è qualche stroncatura nel caso? Sì. Perché le stroncature di solito sono molto divertenti, alle volte anche intinte nel curaro in certi casi. Non parlo di Pontigia, parlo in generale. Però vediamo se c'è qualcosa. Sì, guarda, lui sempre nell'82, il 20 dicembre, scrive una scheda su un libro che si chiama di nuovo Il viaggio di Claudio Maravini, però in sostanza dice: la mia impressione è che i temi del romanzo e anche l'impianto narrativo siano validi, bisogna però, una volta prese le distanze e lasciato decantare il testo, lavorare a fondo sia per sfrondare la scrittura dei lirismi, dei metaforismi e delle espressioni opache, sia per arrivare a un'articolazione della materia che sia naturale e non artificiosa e forzata. Cioè lui in sostanza dice: la storia c'è, però va riscritta. Ecco, tanto per gradire. Bene. Sì, come a volte si fa nei giornali, no? Sì, certo. Generalmente accade anche nei giornali. Senti, tornando invece al campo psicologico, mi interessa molto questo duello, Lo psicologo nel palazzo, il caso Bechterev e Stalin, di Luciano Mecacci, pubblicato da Palingenia Venezia. Ecco, sì. Questo duello psicologico, tra l'altro l'immagine della copertina
credo sia Faust questo, si vede sullo sfondo questa ombra minacciosa del diavolo. Chi è il diavolo tra i due? Sì, tra l'altro, guarda, sono due libri anche belli fisicamente, come un po' come impaginazione da tenere in mano. Tutti e due, sia Lo psicologo nel pazzo, quel libro che divorerei, di Pontiggia, per un attimo una parentesi, sono di Palingenia, che è una casa editrice che ha debuttato nel giugno 2024 con Contemplazione, che era una raccolta di 18 prose di Kafka, per il centenario di Kafka, ed è una casa editrice particolare perché è fondata da un gruppo di scrittori, storici, economisti e docenti universitari, sostenuti da un pool di imprenditori, che ha preso come direttore editoriale Maggiulli, che è stato per 35 anni in Adelphi, faceva il correttore di bozze da Luciano Foà proprio su consiglio di Giuseppe Pontiggia stesso, quindi un cerchio che si chiude, no? Quindi prende il primo libro della casa editrice fondato da chi era entrato in Adelphi grazie a Pontiggia, dedicato ora a Pontiggia. E quindi Palingenia si propone quest'altro libro molto particolare a cui appunto ti sei appassionato tu, ma perché ti piace la Russia, sei appassionato allo psicologo nel palazzo? Guarda, la Russia su di me ha sempre esercitato un certo fascino. Da un lato io la vedo, ecco, io la immagino come un campo in un mattino di inverno, questo enorme spazio bianco, pulito, il cielo sereno e così via. E dall'altro lato mi spaventa il suo essere sconfinata. Mi attira questo senso di umanità che tu puoi trovare nelle novelle dei suoi romanzieri, dove c'è questo, in un certo senso sono un po' calabresi, un po' come noi, se mi posso permettere. Se tu leggi gli autori russi, c'è questo senso di essere a battagliare contro una natura che non è certamente facile, a battagliare con le cose della vita, a guardare alla vita alle volte anche con un certo senso di ineluttabilità del destino, che sono cose che in effetti appartengono a una certa calabresità. Dall'altro lato, al di là di questo, mi fa paura questo senso di accerchiamento continuo che ha la sua classe politica e che poi si esprime in quello che sta facendo Putin, ma non confondo un popolo, ribadisco, con una civiltà di tutto rispetto, una cultura di tutto rispetto, con le scelte dei suoi governanti. Sì, allora mi a sbaglio? proposito, sì, no, assolutamente sono d'accordo. Poi la Russia insomma, è un grande infinito discorso. Io ci ho lavorato per diversi mesi, Appunto. quindi Per questo ne parlo con te, proprio perché so allora, che tu l'hai vista dal vivo, a differenza mia, ecco. sì, in pieno inverno, a dicembre, l'atterraggio è durato tantissimo perché la pista era ghiacciata. Comunque, questo libro racconta una storia vera che però è avvolta da un mistero. Allora, Bekhterev è stato uno dei più grandi neurologi e psicologi della storia e il 22 dicembre del 27 visita Stalin. Il giorno dopo muore. Muore ufficialmente per intossicazione alimentare, questa è la versione ufficiale sovietica, sì. Più probabilmente fu ucciso perché è la teoria più diffusa, perché uscendo dal Cremlino avrebbe detto ai colleghi: ho visitato un paranoico dal braccio atrofizzato. E pare che Stalin lo avrebbe saputo, lo avrebbe fatto avvelenare, però è una versione diciamo credibile ma non provata. Oppure un'altra ipotesi che può essere stato ucciso perché sapeva troppo sulla morte di Lenin. Questa è la tesi, una tesi emersa nel 95 dalla nipote, proprio da sua nipote. Comunque è un caso che non è mai stato risolto ufficialmente e gli archivi russi su quel periodo chiaramente sono inaccessibili, quindi è una storia, diciamo, è una storia vera. Che racconta tutto il gioco d'ombre, no? Nel senso che partendo dai fatti storici si apre poi questa dimensione irriducibilmente oscura, è una sorta di cold case, no? Luciano Mecacci, l'autore, non pretende di avere una risposta definitiva perché nessuno ce l'ha, appunto perché gli archivi restano almeno parzialmente sigillati, però questa storia ricostruisce un'epoca, una scienza, un potere
e ci lascia davanti a un fatto sconvolgente, che uno dei più grandi scienziati del mondo visitò Stalin, disse ai colleghi di aver visto un paranoico e il giorno dopo era morto, no? Quindi questo sicuramente è il fatto. Allora, la visita... Sì, Dimmi. dimmi. No, No, volevi vai sapere... avanti. Volevo No, dirti una te cosa lo dopo. raccontare. Sì, questa visita al Cremlino, lui incontra Stalin per 3 ore, nessuno sa esattamente cosa si dissero, forse Stalin voleva una consulenza medica, forse era incuriosito, voleva studiare lui, lo psicologo più famoso dell'Unione Sovietica, per capire se poteva essere un alleato oppure un pericolo. Però fatto sta che quella stessa sera lo scienziato comincia ad accusare delle forti fitte all'addome, i medici sembrano convinti che si tratti di una gastrite dovuta a qualche cibo avariato e muore il giorno dopo, a mezzanotte della vigilia di Natale, no? Quindi ecco, questa è la storia. Allora, Bechterev era nato nel 1857 e era famosissimo perché aveva costruito la teoria riflessologica, cioè che poi fu il punto di partenza per tutte le successive ricerche nella neurologia, nella pedagogia, nella pediatria. Quindi le sue erano tecniche sperimentali che poi influenzarono molto anche il comportamentismo americano al suo sorgere. Cioè, era uno dei più grandi scienziati del cervello a quel tempo, no? Tant'è che all'epoca si diceva che solo in 2 conoscono il mistero della struttura e dell'organizzazione del cervello, Dio e Bechterev. Però. Fondò nel 1904 l'Istituto di Psiconeurologia, dove appunto univa gli studi di psicologia individuale e quelli di psicologia sociale, e considera che all'epoca si studiavano le manipolazioni delle masse come campo d'avanguardia e i bolscevichi erano molto interessati agli studi di Bechterev sulla manipolazione delle masse. Era stato critico rispetto allo zarismo, poi aveva appoggiato il bolscevismo, quindi diciamo sembrava uno scienziato al sicuro sotto il nuovo regime, stimato intoccabile, fino a che ci fu questo famoso incontro, insomma. E che dire, uno psicologo visita un dittatore, lo diagnostica, muore il giorno dopo. È molto, come dire, una spy story vera, che Micacci ricostruisce nei dettagli, insomma, è molto... Le Mecacci, ecco, parentesi, è stato ricercatore al CNR di Roma, ha insegnato alla Sapienza, è stato anche direttore del Dipartimento di Psicologia, poi ha insegnato all'Università a Firenze ed è molto appassionato di storia della psicologia russa. Perché? Perché lui aveva studiato presso l'Istituto di Psicologia Generale e Pedagogica di Mosca e anche all'Istituto di Psicologia dell'Accademia delle Scienze dell'URSS tra il 72 e il 78, no? Quindi considera che negli anni 70 l'Unione Sovietica era al suo apice, la cortina di ferro separava i mondi e Mecacci andava a Mosca a studiare psicologia. Quindi da quell'esperienza nasce questa sua vocazione che unisce psicologia in Russia, poi era uno studioso dell'opera di Vygotsky, fu lui a curare la prima traduzione mondiale integrale dal russo del libro di Vygotsky, Pensiero e linguaggio, e addirittura vinse il premio Viareggio nel 2014 con un libro sulla morte di Giovanni Gentile che si chiamava La ghirlanda fiorentina. Anche quello era un libro molto interessante su appunto Gentile. Ti ricordi la famosa riforma Gentile nella scuola, no? Quindi un intellettuale che si muoveva tra psicologia, storia e letteratura in modo molto disinvolto, quindi insomma un libro assolutamente particolare. Vuol dire che questa casa editrice fa delle scelte davvero di qualità. No, io sai, pensavo a questo, Stalin lo sappiamo, era uno che aveva questa idea paranoica del proprio culto della personalità. Secondo me è anche il fatto che magari quando ci si trova davanti a un medico che scandaglia nella tua psiche, forse molto spesso c'è la paura di essere scoperti, c'è la paura di scoprire quello che tu sei davvero. Non so se a te sia capitato, insomma, magari in qualche incontro, di vedere in fondo quello che ti dice alla fine, quando tu magari fai qualche valutazione e dici secondo me c'è questa cosa,
no, non è vero niente, tutte balle, non ha capito niente. Però in realtà sono parole che vengono dette sotto la spinta del terrore, il terrore di essere stati scoperti. Allora questo motiverebbe l'uccisione di un uomo così, se sei un dittatore come Stalin. Sì, probabilmente lui era incuriosito, affascinato da appunto questo scienziato famosissimo e voleva conoscerlo. Evidentemente conoscendolo avrà scoperto qualcosa che non gli è piaciuto, oppure come dici tu si sarà scoperto lui, si sarà sentito scoperto. È vero. Però cioè, l'idea di Bechterev alla fine del colloquio con Stalin era molto chiara e molto netta. Non sappiamo quale possa essere stata l'idea di Stalin su Bechterev, però di fatto il giorno dopo non c'era più. Appunto, Quindi- magari è stata un'idea abbastanza polemica. Senti, avviamoci alla conclusione con Ethel Manning, Sabi Shisa, La solitudine. Che cos'è questo romanzo con questo titolo così orientaleggiante? Sì, è giapponese. Il Mm, giapponese è una parola particolare che indica solitudine, ma non è esattamente solitudine come lo intendiamo noi italiani, cioè non è solitudine nel senso di mancanza di compagnia, ma è come dire, un vuoto che si espande in silenzio, no? Un vuoto, un senso di quiete malinconica, considera che Ethel Manning è una scrittrice britannica sì. e ci racconta in questo libro appunto questa solitudine che non è la solitudine comune occidentale, ma è proprio, come dire, intesa come la intendono i giapponesi nelle loro profondità di pensiero che noi riusciamo a percepire perché chiaramente sentiamo nello stesso modo, però poi abbiamo difficoltà a tradurlo a parole perché poi noi usiamo un linguaggio diverso e concetti diversi delle parole diverse. Anche lei era una giornalista, sai, Manning nacque come giornalista, poi diventò una scrittrice profondamente prolifica, che scrisse, adesso ti dico esattamente, ma scrisse più di 100 libri, oltre 50 romanzi, innumerevoli racconti, autobiografie, diari di viaggio e saggi, senza però mai preoccuparsi di seguire un determinato filone letterario, quindi si muoveva liberamente tra i vari generi. Questo romanzo è del 61 e appunto è un po' lunghetto, sono 284 pagine, però è molto interessante, quindi volano. E, come ti dicevo, esplora i temi della solitudine e dell'identità culturale. Lei conosceva il Giappone, ne era affascinata, amava la cultura giapponese. Questo romanzo non è un'avventura, è più un'immersione. Ci sono personaggi occidentali e giapponesi che si muovono in uno spazio che è più emotivo che fisico e si misurano con l'incapacità di connettersi davvero con gli altri, con la difficoltà di essere compresi, al di là delle convenzioni sociali, e che alla fine hanno appunto questa sensazione che non ha lo stesso nome in tutte le lingue, ma che in giapponese si chiama sabishisa, e che appunto è questa, mi scuso con i giapponesi per aver pronunciato male, non so la pronuncia corretta esatta quale sia, ma la sensazione è quella che viviamo un po' tutti, no? Quindi il Giappone diventa uno specchio, una civiltà che ha codificato la solitudine, che l'ha trasformata in forma artistica, pensiamo ai giardini zen, all'haiku, anche al teatro, e che quindi diventa un campo narrativo straordinario per esplorare quello che invece l'Occidente tende a rimuovere o a medicalizzare, no? Per noi la solitudine è un problema, la solitudine ti porta alla tristezza, da alcuni è vissuto come una condanna, invece nella cultura giapponese no. E quindi in questa prospettiva il romanzo, diciamo, anticipa delle riflessioni che poi diventeranno centrali nella letteratura successiva, quindi il confronto tra le culture, la ricerca del senso al di fuori delle appartenenze, e la solitudine come condizione universale e non come un problema individuale. Ma sai, La anche casa qua... editrice... Vai, dimmi. No, vai. No, il punto è che in realtà noi abbiamo paura della solitudine e tu te ne accorgi per esempio quando sali sul treno. Io Sì. prendo per esempio il primo treno per Roma, il primo diretto parte da Rogoredo alle 6:25. Io salgo, mi vado a sedere, puntualmente, appena il treno comincia a scarrocciare, sai che ti viene quel momento di sonno, tanto sono le 6:30 del mattino,
Puntualmente in fondo alla vettura c'è sempre qualcuno che risponde a una telefonata o fa una telefonata per dire sono partito, ci vediamo all'orario. Cioè, c'è questa paura di restare con se stessi. Allora che faccio? Prendo il telefono, chiamo qualcuno. E questa è una cosa che io trovo di un aberrante clamoroso, perché vuol dire che non stai bene con te. Sì, sì, spesso ci si riempie la vita di cose per non avere il tempo di pensare, è verissimo. Esatto. Ed è sbagliatissimo perché se non hai il tempo di stare con te stesso, non hai il tempo di lavorare su te stesso, non hai il tempo di centrarti e quindi poi è difficile entrare in relazione con gli altri, no? Se uno non è Esatto. centrato, poi si sbagliano anche tutte le altre relazioni, Che era banalmente. l'ozium romano. Ecco, io per Sì. esempio sto bene con me stesso se sono solo con la Vespa e sto viaggiando. Ma no Ottimo, che... direi. Ma non perché sto facendo 1000 chilometri, non è questo. A me basta anche andare al supermercato qui a 10 chilometri di distanza. Però quel tragitto che io faccio, se sono solo con i miei pensieri e magari io ne perdo pure qualcuno per strada e quando scendo sono più sereno. Cioè, è questa capacità di astrazione che mi offre la possibilità di andare a 70 all'ora su una strada provinciale. E non c'è più questa dimensione slow, diciamo così. C'è sempre questa cosa di correre e di riempire le cose. Te, ti faccio la foto, ti faccio vedere quello che ho mangiato oggi a pranzo. Te, ti faccio vedere la foto di mio figlio che oggi ha imparato a camminare. Ma perché 36 pose non bastano? Ma poi per quale motivo io devo raccontare a tutto il mondo che cacchio ho mangiato oggi a pranzo? Ma chi se ne frega, scusa? Sì, sì, sì. Ma infatti guarda che anche la scelta, per esempio, di reeditare un romanzo del 61 che è poco noto, non è mai stato reeditato di recente, praticamente è assente nelle banche dati letterarie online, non devi comprarlo per forza da questa casa editrice, non è che puoi trovare edizioni precedenti. È una scelta anche un po' come dice il titolo stesso, no? Di ritrovare il tempo di stare con se stessi, ma anche di leggere, di entrare dentro una storia che ti parla anche di te, perché ti sta parlando della solitudine, comunque di una condizione esistenziale che unisce un po' tutti, che dalla quale, come dici tu, tutti in Occidente cercano in modo sbagliato di fuggire, no? Questa, per esempio, cioè, nella storia concreta nel libro negli anni 50, quindi siamo in Giappone post-occupazione alleata, il protagonista è un giovane studente universitario che si invaghisce di una pittrice inglese molto affascinante, che però ha una decina di anni più di lui, no? Quindi una storia, diciamo, squilibrata a livello di età, perché lei è più grande adesso, va di moda il toy boy, all'epoca non era così scontato, no? Beh, non si Quindi chiamava all'inizio... nemmeno così, quindi. Esatto, è l'inizio di una storia tormentata, quindi di passione, silenzi, formalità, trasgressioni, che porta prima Vanessa e poi il marito di lei a incrociare i propri destini e le proprie vite, poi anche in modo tragico. È un romanzo toccante e indimenticabile, però tutte, come ha scritto nella prefazione Francesca Scotti, la solitudine che questa storia racconta è una condizione relazionale che nasce dall'incontro e dalla sua impossibilità di compiersi fino in fondo. È una solitudine attraversata da memorie, legami e presenze che non si dissolvono con la morte, ma continuano a esercitare una forza invisibile. La nuova edizione italiana è pubblicata da Agenzia Alcatraz, che è una casa editrice indipendente milanese che è nata pochi anni fa, nel 2015, con una missione precisa, cioè di fare un'editoria non convenzionale, di andare a cercare le voci particolari e dimenticate, quindi non i grandi nomi del mainstream, ma autori che la storia ha messo da parte ingiustamente e che meritano di essere rieletti. E per questo Alcatraz ha scelto Ethel Manning come una delle proprie autrici di punta, riconoscendo in lei proprio quel profilo. C'è una scrittrice prolifica, come abbiamo detto prima, ha scritto più di 100 libri, anticonformista, impegnata, che ha attraversato il Novecento con una quantità di libri straordinaria e che oggi pochi conoscono. Quindi pubblicare questo libro nel 2025 è sicuramente un atto editoriale coraggioso e per chi ama la letteratura di qualità è sicuramente una bella notizia. Esatto.
Senti, Anna, siamo in chiusura. Qual è il libro che più ti è piaciuto questa settimana, di questa quaterna? Allora, tra questa quaterna per deformazione professionale, psicologia dell'arte, perché spiega in modo, cioè porta l'autore per mano, veramente attraverso la storia dell'arte, attraverso i quadri, a comprenderli dal punto di vista psicologico ed adesso non vorrei essere banale, però ti capita di andare nei musei, no? Sì. Allora, io quando vado nei musei spesso, no, vedo la faccia stranita delle persone davanti ai quadri dell'arte contemporanea, dell'arte moderna, perché obiettivamente è una ricezione particolare, no? Non è un figurativo, quindi davanti a un quadro figurativo tu dici mi piace o non mi piace. Sì. Davanti a un quadro dove non c'è la figura, non c'è la forma, ma per esempio davanti a un Picasso, per dire, ma anche davanti all'arte moderna, all'arte contemporanea, più in generale, cioè, la gente che fa? Guarda, sta 2 secondi e poi se ne va. Sì. Perché l'idea è non capisco che cos'è, oppure peggio ancora, questa cosa la può fare anche un bambino, questa cosa cioè perché è così importante questo quadro? Sono solo 2 linee buttate lì, no? Soprattutto nei casi in cui la composizione è formata esclusivamente da linee, forme e colori, cioè uno degli aspetti che più frequentemente si riscontra quando andiamo nei musei è proprio la difficoltà di comprendere le correnti moderne dell'espressione artistica, perché spesso la gente appunto non pensa alla grammatica delle linee, delle forme, dei colori, però il nostro cervello funziona con quella grammatica. Quindi nei casi in cui appunto la composizione è formata da linee, forme e colori, anziché costruire una grammatica di base per la creazione, come dire, di oggetti che hanno dei riferimenti precisi, non sei davanti a un personaggio, non sei davanti a un ritratto, non sei davanti a un paesaggio, tu vivi un'esperienza estetica particolare, un'emozione estetica, no? Quindi quel quadro ti coinvolge e ti dà ammirazione, però tu cioè, non capisci perché, no? Dici ok, mi piace, non mi piace, perché magari mi piace il blu, mi piace quel colore, ma non riesci ad andarci a fondo. Invece imparare a capire come funziona il nostro cervello, quindi come i nostri occhi, come la nostra testa legge quel quadro, quell'opera, è fondamentale nel momento in cui tu ti ritrovi a vivere un'esperienza estetica e a chiederti, come ti dicevo all'inizio, non che cosa è la Gioconda, perché mi attrae, perché sono attratto, perché voglio rimanere tutto questo tempo davanti a questo quadro, non solo perché voglio capire, no? Non è solo una questione di testa, non è solo una questione, vuol dire, cognitiva, razionale, ma è un'esperienza immersiva, è un'esperienza. Questo libro ci aiuta a capire proprio come la psicologia si avvicina all'arte, quindi adesso non voglio ripetere le cose che ho già detto, però in questo libro propone proprio una lettura percettiva dell'opera d'arte, analizzando proprio le caratteristiche strutturali e compositive. E ci sono molti quadri nel libro, no? Molte spiegazioni di quadri, correnti artistiche dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri, quindi credo che Mastandrea sia stato veramente bravissimo nella sua capacità di portare chiunque, anche chi non si intende d'arte, per mano in questo viaggio, alla fine dentro se stessi davanti a un'opera d'arte. Molto bene, Anna, allora grazie del tuo tempo e al piacere di ritrovarci la prossima settimana. Grazie a te e un saluto a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. A voi la linea. Grazie Natalia, alle 19:17 in questo momento. Siamo ai casi irrisolti
dell'avvocato De Filippi. Io sono sempre Antonino Danna, siete sempre su Radio Libertà. Buonasera alla signora Giovanna Dotti, buonasera all'avvocato Claudio De Filippi. Buonasera. Avvocato, salve a tutti, ciao Antonino. Avvocato, Allora, ben la trovato signora è già stasera venuta in radio, Come? come dicono a Roma, a radio, e quindi praticamente aveva già parlato dei suoi problemi e adesso ci sono delle novità, quindi lei ovviamente era molto contenta di spiegare un pochettino la sua situazione, perché è veramente potrei definirla odissea giudiziaria, visto che Sì. parliamo del programma di In Attesa. La signora, per esempio, attende da 18 anni. È vero, signora? Esattamente. Ecco, Ci spieghi un po' che cosa sta attendendo. prego. Guardi, quest'anno sono 19 anni che è deceduto mio figlio e appunto sono in attesa di giudizi perché giustamente non trovo assolutamente giusto che mio figlio viene trovato in una piscina annegato e mi chiedono a me lo Stato di pagare 90.000 euro quando giustamente sono io che vorrei il risarcimento danni per quello che ho subito. Ma non solo la morte di mio figlio mi abbia cambiato anche il modo di pensare, di vedere, l'umore. Ogni volta che vado al cimitero si apre una ferita, ma una ferita che sicuramente fa fatica a rimarginare. Diciamo che c'è un principio contenuto nella legge sulla responsabilità dei magistrati che dice che e anche nella Corte Europea dei diritti dell'uomo, nella sua giurisprudenza, che quando un individuo aspetta da tanto tempo, a volte 10, 20, 30 anni, quella non è più un'attesa di giustizia, quella è una denegata giustizia. Quindi la signora si sente denegata del diritto ad avere giustizia. È vero, signora? Esattamente. Allora, stavo facendo il discorso per far capire un attimo ai radioascoltatori la situazione, perché la signora è venuta in radio già, ma non si ricorda nessuno praticamente di quello che è successo. Allora, la signora ha fatto una causa che adesso è in Cassazione, in effetti sì, sono circa 18 anni, del primo, secondo, terzo grado. Nel frattempo il primo, secondo grado è stata condannata pesantissimamente e la signora aveva già denunciato alla procura di Cremona, se non vado errato, vero signora? Esatto. Aveva denunciato questi fatti che si sono trasformati in un'archiviazione. Allora, questa situazione per cui la signora non riesce ad ottenere, come dice lei, giustizia, determina che se la signora vincerà in Cassazione, come speriamo e gli auguriamo di cuore, chiaramente finalmente questa giustizia è arrivata, anche se a volte la Cassazione può rinviare ancora un ulteriore grado e questo determina anche il quinto grado, perché si potrebbe ancora di nuovo impugnare. Però comunque una notizia buona e comunque dopo 18 anni è forse quello che ci vuole, forse. Ma lo dico ironicamente. Però nel momento in cui invece poi la signora è stata condannata così pesantemente e quindi io direi con una sentenza che lei ha contestato, la signora dice queste sentenze sono draconiane e ingiuste, io le impugno, è il suo diritto. Per cui sostanzialmente il danno è la beffa, come subisce una perdita così importante di un figlio e poi viene pure condannata così pesantemente, lei ovviamente non ci sta e quindi ne soffre. Allora signora, adesso voglio dire questo, la Cassazione sembrerebbe che prima del mai, cioè al più presto, ci sarà questa udienza per avere la sentenza. Però lei sta facendo delle ulteriori cause. Ce ne vuol parlare, per esempio, della causa che vuol fare per la lunghezza del processo al Ministero della Giustizia, perché lei si ritiene danneggiata anche dalla lunghezza della procedura, giusto? Sì, sono quasi 19 anni che andiamo avanti a fare questa battaglia
e questa battaglia sembra cioè, all'infinito, e questa cosa qui mi rogora molto, ecco, diciamo che è una cosa molto rogorante. Quindi lei non combatte solo contro l'ingiustizia sic et simpliciter, ma combatte anche contro l'attesa, perché l'attesa come programma è snervante, e attendere per 18 anni è veramente difficile immedesimarsi in chi attende da così tanto tempo. Quindi la signora ha deciso di fare causa al Ministero, che esiste una legge, e quindi i radioascoltatori devono saperlo anche a prescindere dalla causa della signora, che quando una causa dura più di 6 anni si può chiedere i danni al Ministero della Giustizia. Questa legge si chiama legge Pinto, legge 89-2001. Abbiamo assistito ad una de-escalation della Pinto, perché quando è nata si liquidava con i criteri di Strasburgo fino a 1.500 euro per anno. Strasburgo che era maestra, è maestra in questa, diciamo che è l'ultimo grado di giudizio, quarto grado di giudizio, detto volgarmente, che non è così, ma tanto per far capire se un cittadino come la signora adisce, non so se è giusto e corretto, però mi è venuto così, se adisce il tribunale, è orribile, ma sostanzialmente non viene dato nulla con la Pinto in primo grado, in secondo grado, in Cassazione, può andare a Strasburgo come quarto grado, dicevamo che non è la trasmissione di Rete 4, e così il cittadino può chiedere i danni allo Stato per una lunghezza eccessiva. Dicevamo che i primi 6 anni lo Stato con la nuova legge Pinto, con la nuova interpretazione giurisprudenziale, modifiche della legge, non dà nulla, quindi dal 6° anno in poi. Però la signora, ecco un'altra novità, vorrebbe anche intraprendere la strada internazionale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È vero, signora, questo? Esattamente. Quindi quando ci si rivolge alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è proprio l'ultima spiaggia selvaggia del diritto, perché si vuole ovviamente far attenzionare il caso e quindi chiedere fare un ricorso in materia di diritto internazionale per violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nella fattispecie la signora vorrebbe violati l'articolo 2, diritto alla vita, e articolo 8, diritto alla vita privata e familiare, e articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, paragrafo 1, diritto ad avere un processo in tempi ragionevoli. Quindi ovviamente prima deve verificare quest'ultima violazione secondo il principio del principio di sussidiarietà, quindi deve prima percorrere le vie di rimedio interne, che sono le vie giudiziarie della Pinto. Se la Pinto poi non dà nulla, allora poi Strasburgo ha diciamo, carta bianca per chiedere una condanna allo Stato. Ma io volevo fare una domanda, dopo che ho spiegato un po', anche con un po' arzigogolata la situazione, volevo fare una domanda alla signora, che è un aspetto umano sostanzialmente. Lei con questa richiesta di giustizia però ha visto che ci sono 2 pesi e 2 misure, mi sembra di aver capito, perché il suo il padre di suo figlio, sostanzialmente invece ha ottenuto giustizia, mi sembra di aver capito. Allora, il babbo del mio bambino ha preso il risarcimento e il bambino era di entrambi, per cui avremmo dovuto giustamente fare metà, no? Invece lui ha preso, non trovo giusto, ha preso un grande risarcimento danni e ha incassato i soldi, mentre a me lo Stato chiede di darglieli, e sono 2 cose proprio diverse questa cosa. Assolutamente, signora.
Io voglio Non trovo voglio giusto fare una la domanda che giustizia, però esula non un trovo po' dagli giusto la giustizia perché a lui sono stati riconosciuti i soldi per il risarcimento, mentre lo Stato a me chiede dalle 90 e passa 1.000 euro per le spese processuali. C'è qualcosa qui che è molto incongruo, c'è qualcosa qui che non va. Certamente. Volevo farle questa domanda che dicevo esula un po' dagli aspetti giudiziari. Lei signora, è una domanda che di solito fa Antonino, così gliela rubo e poi vediamo se lui vuol farle qualche domanda. Lei signora, nonostante questa situazione, ha ancora fiducia nella giustizia? Allora, diciamo nì, perché dopo le cose che sto vivendo, sto sentendo, diciamo che la fiducia mi sta un pochino, perdendo la fiducia nella giustizia, perché sono 19 anni quasi che andiamo avanti. È molto Allora logorante, signora, voglio dare 19 questa ultima anni che informazione andiamo anche per lei, per darle un po' di speranza, perché dopo tanto tempo in effetti. Allora, se la 19 anni Cassazione sono dovesse... proprio se la interminabili, sono Cassazione parecchi. Com'è? Sono parecchi 19 anni. Sono troppi. A 19 anni lei li valuta dalla morte di suo figlio, lei le cause le ha iniziate dopo, quindi sono un po' meno, però sono sempre tantissimi. Allora io voglio dire questo, per dare un po' di speranza dopo tanti anni. Nel caso in cui la Corte di Cassazione, diciamo prima, dovesse riconoscere che è una bontà del suo diritto, io glielo auguro per primo, ovviamente la cosa prende una piega diversa. Se invece la Corte di Cassazione dovesse non riconoscere questo diritto, per lei si aprirebbero le strade e noi ne parliamo spesso in radio, ovviamente, delle vittime di atti violenti. Cioè lei dice, io ho fatto una denuncia, la denuncia è stata archiviata, non ho ottenuto nulla se non condanne, adesso a questo punto chiedo i danni allo Stato, perché sostanzialmente lei si troverebbe in una situazione che non ci sono responsabili e quindi, non essendovi responsabili, lei può utilizzare la direttiva, parliamo sempre di diritto internazionale, la direttiva 80 del 2004 e chiedere allo Stato indennizzo e risarcimento. Quindi sostanzialmente questa previo ovviamente domanda alla Consap che è demandata alle vittime degli atti violenti a Roma con il fondo per le vittime degli atti violenti e quindi lei in qualche modo dopo questa odissea giudiziaria infinita, forse neanche Ulisse ha aspettato così tanto perché la moglie Penelope l'ha aspettato solo 17 anni, lei è già andata oltre, quindi sostanzialmente però questa è una possibile soluzione. Chiedevo ad Antonino se voleva fare qualche domanda alla signora. Signora, come si fa a reggere 19 anni in questo modo? Guardi, è molto difficile, credo molto in Dio, per cui diciamo che poi avendo altri figli, quello che mi dà la forza è essere credente e avere altri 2 figli per cui prendersene cura, insomma, perché penso che comunque sia non voglio tralasciare diciamo quello che Dio mi ha dato adesso e mi darà in futuro. Certo, certo. Avvocato. Allora, il caso della signora è un caso umano straordinario. Io sinceramente ne ho viste di tutti i colori, ma una storia così sinceramente non l'avevo mai incontrata. Cioè l'ho incontrata da 18 anni, ma ancora oggi faccio un po' fatica. Però diciamo questo, che per venire incontro alla signora da questo punto di vista psicologico, perché come sottolinea Antonino, attendere così tanto ci vuole una carica, diciamo, psicologica, di resistenza, di resilienza notevole e anche volontà coriacea, che questo devo dare atto alla signora, di andare fino in fondo e di non mollare mai su questa storia fino a vedere ovviamente finalmente giustizia, perché è giusto che sia anche
riconosciuto, ecco, quindi questa situazione. Lei non è altro che una vittima e quindi le vittime non possono pagare, devono essere risarcite. Questa è la regola generale, salvo che ci siano delle questioni particolari, che mi sembra in questo caso non ci sia. Comunque, a prescindere da ciò, faccio sempre evidenziare che se è vero che l'Italia ha fatto passi in avanti per quanto riguarda la lunghezza del processo, perché dai tempi della Pinto del 2001 sono cambiate tante cose, però ci sono sempre delle situazioni di questo genere. A volte ti imbatti in cause di 20-30 anni che ancora sembra di essere negli anni 80-90, quindi ovviamente la giustizia ha fatto dei bei progressi da questo punto di vista di riduzione, ma non basta. Non basta, perché un caso come questo è a cartina attorno al sole, e se ci vogliono 18 anni per 3 gradi di giudizio, sinceramente non basta quello che si è fatto finora, anche perché l'Europa, in cambio del PNRR e quant'altro, no, con l'aiuto dell'Europa, prestito che l'Europa ha dato all'Italia di oltre 200 miliardi, chiedeva la riduzione significativa dei tempi processuali. Quindi questo è un diritto umano, avere una giustizia rapida, perché l'attesa ovviamente danneggia, non solo nella materia della signora, ma in qualunque causa. Mi pare giusto. Signora, che cosa farà domani lei? Guardi, io spero sempre che ci sia un domani di giustizia ed è l'unica cosa che spero. Spero ancora che ci siano dei valori in questo mondo, dei valori in cui possa io poter dire di credere nella giustizia, ma finora proprio sono molto delusa, molto amareggiata. Certo, capisco. Senta, diciamo così, in concreto, in questo paese, lei che consiglio darebbe a una persona che entra in un'aula di tribunale? Guardi, io in questi giorni ho riflettuto molto. Allora, se devo ragionare e fossi un giudice, fossi qualcuno che contasse molto in tribunale, mi metterei veramente nei panni di chi ha un genitore, di chi possa subire delle ingiustizie. Ultimamente, guardando i mass media o i telegiornali, vedo cose assurde, sento cose assurde. Mi lacera il cuore perché io piango tuttora mio figlio e ci sono genitori che non apprezzano i figli che hanno e penso che in questi giorni diciamo che quello che ascolto mi fa molto male, perché io evito a volte di andare al cimitero per vedere mio figlio e ci sono genitori che non apprezzano ciò che hanno e gli tolgono la vita. Io penso che ogni volta che io appena entri in casa in casa mia ci sono le foto di mio figlio ovunque e ogni volta ci sto male. Signora, noi non possiamo che esprimerle tutto il nostro affetto e tutta la nostra vicinanza. E naturalmente anche noi ci associamo a lei, insomma, alla sua richiesta di giustizia. Io e l'avvocato De Filippi sicuramente penso che saremo d'accordo su questo. Quello che mi permetto di dirle è: non abbia paura e vada avanti. Non abbia paura e vada avanti. Avvocato, cosa Guardi, possiamo fare io ho adesso la per la signora? coscienza Dica. pulita, però non riesco a capire perché 19 anni che devo aspettare una giustizia e ogni volta che entro in casa vedo le foto di mio figlio ovunque e cerco di non andare al cimitero perché ogni volta penso che quel giorno che la polizia mi è venuta a suonare il campanello dicendomi tuo figlio è ucciso e questo è... Se io chiudo gli occhi penso a 19 anni fa, queste immagini dalla mia mente non vanno via. Caro Certo. Antonino, la drammaticità di quello che ha detto la signora penso che sia demandato alla sensibilità di ciascuno, quindi nessuno può immaginare cosa una madre può soffrire in un caso del genere perché è inimmaginabile.
nessuno può e si augura di provare quello che la signora sta provando. L'unica cosa, visto che questa è una radio politica, dico sempre, l'espressione di un partito, ma quindi utilizzata e ascoltata dai politici, forse bisognerebbe, invece di depotenziare la Pinto, che è stata un po' depotenziata dalla giurisprudenza, sarebbe opportuno potenziarla per dare una giusta riparazione a coloro che subiscono diciamo attese spasmodiche. Quindi una cosa di questo genere però fa venire in mente anche altre cose. Fa venire in mente che quando tu attendi una sentenza civile, anche se qua c'è stato un fatto che potrebbe avere rilevanza penale, e sicuramente ce l'ha, però sostanzialmente è un conto. Pensiamo invece all'altra faccia della medaglia, a coloro che attendono giustizia essendo innocenti in carcere. Ecco, questo è il peggiore lato forse, che va oltre anche quello che la signora ha sottolineato, perché lì c'è una doppia sofferenza, l'attesa fino a se stessa e carcere, quando si è innocenti. Allora ecco, potenziare la risposta delle istituzioni in materia di errori giudiziari e potenziare la risposta delle istituzioni che sono vicine al cittadino in momenti anche di attesa che non hanno a che fare con sempre solo col processo penale, ma anche col processo civile. Queste possono essere due idee per dare la sensazione e anche la vicinanza effettiva dello Stato a chi soffre e soprattutto rimediare agli errori, perché gli errori giudiziari ci sono e sono tantissimi. Questo sicuramente. Signora, io la voglio ringraziare molto perché naturalmente noi siamo sempre qua e veramente a cuore aperto, quando vorrà ci auguriamo di avere giustizia e ci auguriamo di avere buone notizie da lei, che è la cosa più importante. Insomma, però io le chiedo di conservare la speranza malgrado tutto. Non c'è niente di meglio al mondo della speranza, signora, perché è quello che fa smuovere le montagne, glielo posso garantire. Guardi, quindi- io voglio ringraziare innanzitutto l'opportunità che mi avete dato lei e l'avvocato De figuri. Filippi per poter parlare del mio caso. Più di una volta ho detto all'avvocato mi farebbe molto piacere, vorrei appunto parlare sempre del mio caso per poter dare anche una speranza ad altre persone che non hanno avuto giustizia fino adesso, e penso che la cosa per me più importante è che le cose in Italia possono cambiare. Sì, indubbiamente possono, signora, possono, c'è sempre speranza, questo glielo posso garantire. Avvocato, allora cerchiamo di tirare un po' le somme di questa nostra chiacchierata. Cosa possiamo dare, con quale speranza possiamo dare alla signora? Io ho spiegato, la signora c'ha ancora frecce al suo arco, fortunatamente, e a questo punto io mi auguro che una di queste faccia centro. Sono convinto che la sua determinazione, la sua costanza, la sua perseveranza verranno alla fine premiati. Indubbiamente. Grazie. Signora, noi la abbracciamo forte forte, mi raccomando, abbia cura di sé e non demorda. Grazie mille, non ho parole per ringraziare voi tutti, e vorrei esprimere una cosa, che qualcuno che governa si metta la mano sul cuore, perché diciamo che quello che sto subendo è bruttissimo. Indubbiamente, signora, indubbiamente. Insomma, noi abbiamo raccolto la sua voce e abbiamo cercato di rilanciarla. E vediamo che cosa succederà, ma siamo fiduciosi, dobbiamo essere fiduciosi. Grazie. Grazie a voi. Salve a tutti.
Grazie avvocato, Salve, buonasera. grazie mille, buonasera. E ci ritroviamo il 18 di giugno, grazie ancora, grazie. Il dolore è una madre. Ora, io non voglio, cioè qui non cerchiamo di fare la radio del dolore, però cerchiamo di raccontare l'Italia, cerchiamo di raccontare le persone. E certamente è dura, è tosta. È tosta quando senti le persone in questo modo. Ma ha diritto alla giustizia, ha diritto a essere consolata, ha diritto a essere aiutata. Io su questo sono fortemente convinto che ce la possa fare, questo di sicuro. Va bene, si sono fatte le 19:42 minuti e 42 secondi, chiudiamo la nostra trasmissione con le agenzie mondiali. Stasera al via l'inaugurazione dello Stadio Azteca alle 21, Messico-Sudafrica. La novità proposta da Del Piero, titolari e riserve insieme in campo per gli inni. Ancora Trump, anche stasera colpiremo duramente, sono meno interessato a un accordo, peraltro pare vogliano colpire e prendere l'isola di Kharg Island, che è un terminal petrolifero, praticamente è la giugulare dell'Iran. Se prendono quell'isola, l'Iran, economicamente parlando, è morto. Il problema qual è? Il problema è che l'isola è pesantemente difesa, i Marines sicuramente riuscirebbero a sbarcare, ad avere ragione delle forze iraniane presenti, però il problema è che resterebbero esposti a eventuali attacchi continui da parte del territorio della terraferma iraniana. Potrebbe essere da un lato certo un modo per colpire duramente, in modo probabilmente letale, l'Iran, dall'altro siamo veramente, diciamo così, a 50 e 50. Lo scontro tra Villa Sant'Edarcore, violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, egli è illeso. Infine, addio a Patrizia Caselli, tra TV, amori importanti e scelte coraggiose. Achille Lauro, la mia fortuna è stata crescere tra la gente, il debutto all'Olimpico, qualcosa che sogni per 25 anni poi accade. E poi Casa Leopardi, a Recanati riaffiora un ciclo di affreschi nascosto per secoli, scoperta nella biblioteca, la discendente, suggestivo pensare che Giacomo li guardasse. Infantino difende il mondiale, USA e Trump, criticatemi pure, ma io non mi pento. Con questo abbiamo terminato la nostra trasmissione, io vi ringrazio come sempre del vostro tempo e della vostra disponibilità. Ci ritroviamo domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. La canzone con cui ci salutiamo è il tema dell'ispettore Derrick, il valzer di Derrick, suonato da Les Humphries del 1974. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.